Oggi prepariamo le pettole con patate. Facciamo sciogliere in acqua tiepida il lievito di birra e il miele. In una ciotola capiente mettiamo tutti gli altri ingredienti che troverete scritti alla fine del video e sotto in descrizione. Impastiamo bene per qualche minuto fino ad ottenere un impasto compatto. Chiudiamo e lasciamo lievitare per circa 2 ore, fino al raddoppio. Quando l'olio è pronto, bagniamo 2 cucchiai nell'olio e prendiamo circa mezzo cucchiaio di impasto. Ne friggiamo più alla volta girandole di tanto in tanto fino a doratura. Restano morbide e ottime mangiate calde. Provale e facci sapere nei commenti se ti è piaciuta questa ricetta.